L'area progressista di Agrigento interviene sul provvedimento della Corte dei Conti con una manifestazione pubblica in piazza Municipio per venerdì alle ore 17. I consiglieri di opposizione firmano un documento su Agrigento 2025, il libro dei sogni. L'Ordine degli Architetti di Agrigento esprime soddisfazione per il provvedimento Io resto al Sud, anche per i nostri giovani professionisti. Assegnati i premi Alessi della Regione Siciliana a Leonora Bagnato e a Luca Parmitano. La testimonianza della mamma di Aida, la piccola iraniana ricoverata all'Ismet di Palermo. I carabinieri di Santa Margherita di Belice fermano un 57enne del luogo per aver appiccato un incendio in un ettaro di terreno. Disposto il fermo di Giuseppe Cangemi, autore dell'omicidio di Stefano Gaglio, avvenuto ieri a Palermo. False assunzioni di immigrati tra Canicattì e Agrigento, 5 le persone indagate per favoreggiamento di immigrazione clandestina. Esibizione dell'orchestra Free Melody al Teatro dell'Efebo, giorno 20, ultimo spettacolo con l'associazione Concordia con la Mossa, i Teppisti dei Sogni in concerto a Porto Empedocle il prossimo 18 settembre in piazza Kennedy. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi, martedì 16 settembre. L'area progressista di Agrigento dice ora basta, scendiamo in piazza per denunciare la peggiore amministrazione della storia. Sit-in previsto per venerdì 19 settembre alle ore 19 in piazza Municipio. Il servizio. L'area progressista di Agrigento dice ora basta in piazza per denunciare la peggiore amministrazione comunale della storia. Sit-in previsto per il 19 settembre alle ore 19 in piazza Municipio. Arrampincarsi sugli specchi è impossibile, rovineranno a terra miseramente. L'inchiodo è il dossier di 144 pagine della magistratura contabile. Lo afferma Nuccio Dispenza, portavoce dell'area progressista di Agrigento, riferendosi al J'accuse della Corte dei Conti, che ha minuziosamente osservato ai raggi X l'uso disinvolto e scellerato dei milioni arrivati ad Agrigento per l'anno di capitale della cultura. Lo fa annunciando che il sit-in dell'area progressista organizzato per il 19 settembre alle ore 19 in piazza Municipio, invitando gli agrigentini a manifestare la loro indignazione e il loro desiderio di cambiamento di rotta nel segno della legalità e della trasparenza. La trasparenza è un diritto calpestato quotidianamente, afferma Nuccio Dispenza dell'area progressista, ricordando lo slogan del sit-in. Per questo va ricordato ad un'amministrazione muta e sorda che si sta dimostrando la peggiore della storia della città, probabilmente la peggiore d'Italia, fondi sprecati e usati in maniera spregiudicata, dimenticate le reali necessità degli agrigentini, non uno degli impegni realizzati che erano nero su bianco nel patto che ci concedeva la grande opportunità del 2025. Ora basta, aggiunge Dispenza, hanno tradito quel patto, compromesso l'immagine e la credibilità della nostra città. Il vaso è colmo, la pazienza è finita. Ci vediamo, ribadisce Dispenza, venerdì 19 alle ore 19 davanti al Comune, che dovrà tornare a essere la casa comune degli agrigentini e non la camera buia della solita cerchia di persone. E i consiglieri di opposizione del Comune di Agrigento, Bongiovici, Rino, Vitellaro e Zicari, intervengono sui rilievi fatti dalla Corte dei Conti di Agrigento Capitale 2025. I consiglieri comunali Bongiovici, Rino, Vitellaro e Zicari intervengono sulla nota stampa della Corte dei Conti relativamente ad Agrigento, capitale della cultura, affermando: tra rilievi mossi al Comune saltano all'occhio fondamentalmente il fatto di aver interpretato il dossier come un libro di sogni e non come un documento gestionale deliberato in giunta. Gran parte dei progetti strutturali che l'amministrazione comunale dichiara in via di completamento non hanno mai neanche visto la luce. Chissà se dichiarare falsità in atti sia una causa di revoca del titolo, chissà se abbiano vinto barando.
Vi è il personale con Albergoni e la sua retribuzione in testa. Solo grazie al fronte compatto dell'opposizione in Consiglio si è potuto limitare il volere del sindaco, che era fondazione di diritto privato ma con soldi pubblici, assunzione a tempo indeterminato per tutti e senza concorso. Albergoni nominato direttamente nello statuto della fondazione senza alcuna selezione, insomma un nuovo carrozzone di durata eterna. A noi, continuano i consiglieri di opposizione Bongiovici, Rino, Vitellaro e Zicari, è stato subito chiaro che l'idea anni '80 del primo cittadino fosse improponibile. Abbiamo cercato di limitare i danni che, come previsto, inevitabilmente stanno arrivando. Perché non utilizzare la Fondazione Teatro Pirandello, si chiedono i consiglieri comunali di opposizione, e volere a tutti i costi creare una nuova fondazione che non ha i requisiti per fare le gare di appalto e quindi finire a chiedere l'aiuto del parco archeologico per poter spendere soldi? Questa è la semplice e vera domanda da porre al sindaco. Resto al Sud 2.0, ci sono anche i giovani architetto under 35 tra i soggetti che potranno beneficiare degli incentivi della misura del decreto coesione, la soddisfazione dell'ordine degli architetti. È un'ottima occasione per i giovani architetti che intendono aprire nuove attività autonome in forma sia singola che collettiva, in società di professionisti. Con queste parole Rino Lamendola, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, esprime la propria soddisfazione per la misura Resto al Sud 2.0 attivata dal decreto coesione. Le risorse stanziate dallo Stato, continua l'architetto Amendola, sono pari a 800 milioni di euro, consentono ai giovani professionisti e ai giovani imprenditori di acquisire un voucher iniziale di 40.000 euro e sensibile a 50 per investimenti innovativi digitali o green, contributi a fondo perduto fino al 75% dei progetti entro i 120.000 euro e fino al 70% per i progetti entro i 200.000 euro. La data di apertura ufficiale delle candidature sarà fissata con un provvedimento del Ministero del Lavoro emanato entro il prossimo 20 novembre. Le domande potranno essere presentate online tramite Invitalia esclusivamente con SPID, CIE o CNS e accolte previa verifica dei requisiti richiesti fino a esaurimento delle risorse disponibili. Entro il mese di ottobre, continua il Presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, terremo un seminario riservato ai giovani architetti, durante i quali esperti in materia di incentivi descriveranno le varie opportunità per i giovani per accedere ai fondi statali e comunitari finalizzati a promuovere l'apertura di nuove attività professionali in forma singola o collettiva. Ama raccontare proverbi, tramandando di generazione in generazione cultura e tradizione popolare. È la signora Loenza Rirolo di Siculiana che ieri ha festeggiato il traguardo dei 100 anni, insieme ai 6 figli, a 15 nipoti e a tanti parenti. Anche il primo cittadino Peppe Zambito ha portato a nonna Lella gli auguri della cittadinanza, donandole un mazzo di fiori e una targa ricordo. Vediamo le interviste. Lì c'è un proverbio antico sconosciuto. Un'ora dorme, Il gallo, due, il bel cavallo, 3 ore, 3 ore dorme l'amante, 4 ore, un navigante, 5 ore dorme studente, 6 ore tutta la gente. 100 anni ho fatto, buona mi sembra. 6 figlia, tutte casacce. Sono contenta. Un mondo di felicità ai miei nipoti. Un'anziana di 100 anni, lucida, che ha una memoria ferrea che ti racconta proprio il suo vissuto. È una signora che ha vissuto davvero una vita di fatica, ha cresciuto 6 figli con onore, ha lavorato sempre, io la conosco da bambino e l'ho sempre apprezzata per come lei ha vissuto e per quello che ha fatto durante la sua vita, la sua forza. Aveva le vacche. E se non ha pigliato altri, mi ciudava, ci pungia, ciudava. Una vita sacrificata, però una vita piena di soddisfazioni. Sì, era bella. Una persona meravigliosa. Un applauso, un applauso.
La ballerina Eleonora Bagnato e l'astronauta Luca Parmitano sono i vincitori della terza edizione del premio Alessi della Presidenza della Regione Siciliana, consegnato nel corso di una cerimonia nei giardini di Palazzo d'Orléans a Palermo. La ballerina Eleonora Bagnato e l'astronauta Luca Parmitano sono i vincitori della terza edizione del premio Alessi della Presidenza della Regione Siciliana, consegnato nel corso di una cerimonia nei giardini di Palazzo d'Orléans a Palermo ieri sera. Istituito dal governo Schifani nel 1923, il riconoscimento è intitolato al primo presidente della regione ed è assegnato ai siciliani che hanno saputo distinguersi con opere e azioni che contribuiscono al processo della comunità nei diversi campi dell'impegno etico, sociale, culturale, scientifico e artistico. Il premio, ha detto il presidente della regione Schifani, è un segno di gratitudine verso coloro che con serietà e spirito di servizio rappresentano modelli di riferimento capaci di trasmettere fiducia, speranza alle nuove generazioni. In questo modo intendiamo custodire la memoria di un protagonista della nostra storia regionale e riaffermare i valori che hanno incarnato: etica pubblica, dedizione al bene comune. Durante la cerimonia, la premiazione, sul palco è stato accolto anche il direttore generale dell'ISMAT Angelo Luca, medico che ha attualmente in cura Ieda, la bimba afghana di 2 anni affetta da una rara e grave malattia genetica del fegato. La piccola ha raggiunto la Sicilia grazie a una rete di solidarietà che ha visto protagonista proprio la presidenza della regione siciliana. Ai giardini hanno inoltre suonato l'orchestra della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, diretta da Alberto Maniaci. Sono commosso e pieno di gratitudine per questo premio che la Sicilia, nella sua interezza, ha voluto presentarmi. Per me è molto importante trovarmi nella mia terra natia. Come dico spesso, un siciliano può allontanarsi dalla Sicilia, ma non è possibile allontanare la Sicilia dal cuore di un siciliano. Oggi trovarmi qui a Palermo, in una splendida cornice che conosco molto bene ormai, ho visto una città che rappresenta di fatto tutto il popolo siciliano, che ha voglia di rinascere, di ricominciare, di riprendersi, e questo è l'invito che faccio alle nuove generazioni. La rivoluzione è appartenere alla società, è la gentilezza, è la cortesia, è prendersi cura l'uno dell'altro, e si parte dai piccoli gesti. Qui a Palermo si può ricominciare da questo. Onorata e felice di essere tornata qui in Sicilia, nella mia terra, che per i miei impegni spesso purtroppo non riesco a approfittarne tantissime volte. Davvero mi emoziona tornare qui, e l'accoglienza anche proprio della gente. È una terra meravigliosa che mi manca tantissimo, è un onore essere qui stasera e avere questo premio così prestigioso. Soprattutto ringrazio il Presidente perché sono stata chiamata, onorata di avere questo premio e tornare anche nella mia città, perché Palermo è stata sempre nel mio cuore. Dopo aver pensato anche a un docufilm con la RAI che ha avuto un grande successo proprio per dare un esempio ai ragazzi di oggi per l'impegno, bisogna avere passione in tutto quello che si fa, e ho sempre cercato di insegnare anche questo ai miei allievi oggi, di farlo col cuore e non essere forzati, perché è la cosa più brutta, più difficile per andare avanti, ma facendo tanti sacrifici si ottiene sempre un premio importante. Spero di continuare ad andare avanti perché sono davvero orgogliosa di essere siciliana. Al premio Alessi presenti i genitori di Aieta che hanno raccontato la loro storia e ringraziano la Sicilia. Siete una grande famiglia, non ci dimenticheremo mai di voi. Quanto affermato da Catina Nori, mamma della piccola Aieta, sentiamola in questa intervista. ما وقتی ایران اومدیم وقتی به دکتر مراجعه کردیم آیدا خیلی زردی شدید بود و dopo che hanno rifiutato tutti i medici in Iran,
io come madre non potevo accettare. La notte cercavo, dormiva la bambina solamente 20 minuti, quel 20 minuti cercavo di muoverla per capire se ancora è viva o no, perché avevano detto che non ha una vita lunga e cose dei giorni. Un giorno per caso su Instagram ho trovato un'associazione che si chiama PFIC, Network Italia, dove ci sono tutte queste malattie genetici del fegato. Avevo la fotografia del mio profilo con mia figlia tutta gialla. Io solamente un saluto ho mandato e sono stata contattata da loro, hanno visto la fotografia di mia figlia, che la situazione hanno visto che è molto grave. E ci siamo cominciati a scambiare parole, ho detto che qua in Iran ci hanno detto che non c'è niente da fare, a pochi giorni mia figlia, e frattempo siamo stati, Iran ci aveva buttati fuori, dovevamo tornare in Afghanistan, non potevamo più rimanere là in Iran, e loro hanno cominciato di contattarci, di aiutarci. In pratica la signora Francesca, che in questa associazione è stata molto gentile, è stata quasi 6 mesi con me, notte e giorno, e mi ha promesso di aiutarmi, e hanno fatto veramente tutto per noi essere oggi qua a Palermo. Sono stati tanti e noi veramente anche poco, ma crediamo tanto, che siamo sicuri che nostra figlia ce la farà. Non vogliamo credere che avevano detto che non avrà un futuro, ma penso che invece vedendo qua, con tutto l'affetto che l'abbiamo trovato, penso che ce la farà mia figlia, è destinata a vivere e crescere qua in Italia. Quando siamo arrivati a Palermo, già dall'aeroporto posso dire che è stata un'accoglienza impressionante, non avevo mai provato una sensazione del genere, neanche in Iran. Tutto questo affetto neanche dai parenti l'ho avuto mai, e per me è stata una cosa molto grande, molto emozionante. Siamo arrivati qua all'ospedale Ismet, che dai medici, infermieri, qualsiasi persona che lavora qua, tutti ci fanno il massimo di affetto, che per noi non sembra neanche vero provare una cosa del genere. Sono tutti gentili, mia figlia che in Iran negli ospedali in questi 2 anni sempre dormiva con le medicine, invece qua vedo che giorno a giorno sta crescendo, mia figlia gioca, ride, e non mi sembra neanche vero tutto questo, e l'affetto che ho trovato in questo ospedale non lo posso descrivere, veramente tutto l'amore che hanno non si può descrivere, tutto unico. Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la vostra professionalità e l'umanità dimostrate nel nostro confronto. Ringrazio per prima il Presidente della Regione Siciliana e la moglie del Presidente, l'Associazione PFIC e Associazione 9, e voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri dell'ospedale Ismet, a tutto il riparto, a tutto lo staff, che sono tutti perfetti dal punto di vista professionale ed umano. Ci siamo davvero sentiti come in una grande famiglia a cui chiedere qualunque cosa di cui avessimo bisogno. Non mi dimenticherò mai di voi. Grazie di cuore. E a Santa Margherita di Belice i carabinieri individuano e deferiscono all'autorità giudiziaria l'autore di un incendio doloso. I carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belice hanno deferito in stato di libertà un uomo di 57 anni del luogo ritenuto responsabile di un incendio doloso che era interessato un'area di circa 1 ettaro di sterpaglie su un terreno comunale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, sono state domate dai vigili del fuoco del locale di staccamento, evitando che potessero propagarsi ulteriormente, arrecando danni a persone o abitazioni. L'attività investigativa condotta dai militari dell'Arma ha consentito, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza, di raccogliere gravi indizi a carico del 57enne autore del gesto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, procedendo al sequestro di capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli documentati nei filmati acquisiti e ritenuti rilevanti ai fini delle indagini.
L'operato dell'Arma dei Carabinieri si inserisce nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e rurali, intensificati su tutto il territorio provinciale in concomitanza con l'arrivo della stagione estiva. Per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità. Disposto il fermo di Giuseppe Cangemi con l'accusa di omicidio. Sarebbe lui il presunto omicida di Stefano Gaglio, ucciso ieri mattina a colpi di pistola in via Oberdan a Palermo al quartiere Noce. Cangemi è cognato della vittima e tra le ipotesi dell'omicidio ci sarebbero dissidi per motivi economici. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Giuseppe Cangemi, 62 anni, cognato della vittima Stefano Gaglio, è stato fermato con l'accusa di omicidio. Possibile svolta nell'assassinio del magazziniere ucciso ieri mattina a colpi di pistola davanti alla farmacia Sacro Cuore in cui lavorava in piazza Principe di Camporeale a Palermo. Decisive le riprese delle telecamere di sorveglianza nelle quali si vede un uomo con la maglietta rossa fermo all'ingresso dell'attività che all'arrivo di Gaglio alle 9:07 gli si avvicina e lo fredda con 4 colpi, tutti sparati alle spalle. In uno dei frame immortalati alle telecamere si vedrebbe il volto del killer. Per gli investigatori sarebbe proprio quello di Cangemi. In seguito si vede anche l'assassino in fuga con uno scooter, si dirige verso Corso Finocchiaro Aprile. Il fermo del 62enne è stato disposto ieri sera dal procuratore Maurizio Bonaccorso dopo un interrogatorio in questura durato diverse ore. Ora dovrà essere il GIP a decidere se convalidare o meno l'arresto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente dell'omicidio. Una delle ipotesi accreditate è quella che ruota intorno a dissidi per motivi economici, ma non si escludono altre piste. Tra i due ci sarebbero state diverse ruggini, inclusa una lite molto accesa nei giorni precedenti all'omicidio. Le indagini sono condotte alla squadra mobile di Palermo con il coordinamento del procuratore Maurizio Bonaccorso. Incidente mortale stamani sulla strada statale 113 tra Alcamo e Partinico. A perdere la vita è un uomo, Francesco Dioguardì. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Un drammatico incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 113 nel tratto compreso tra Partinico ed Alcamo. A perdere la vita è stato Francesco Dioguardi, 62 anni, che viaggiava a bordo di un trattore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo agricolo si sarebbe scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat 600 che procedeva lungo la stessa direzione. L'impatto è stato particolarmente violento, ha provocato lo sbandamento del trattore che si è capovolto. Il 62enne è rimasto schiacciato sotto il mezzo senza possibilità di mettersi in salvo. Immediato l'allarme e l'arrivo dei soccorsi sul posto. Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare il corpo rimasto intrappolato sotto il trattore. La dinamica dell'incidente al vaglio dei vigili urbani che hanno eseguito i rilievi per costruire con esattezza quanto è accaduto, da accertare se lo scontro sia stato determinato da una manovra azzardata, da una distrazione o da altre cause. La corsia del tratto della statale 113 interessata dall'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire gli accertamenti, il soccorso e la messa in sicurezza dell'area. Inevitabili anche disagi per gli automobilisti, si sono infatti formate lunghe code da entrambi i sensi di marcia. La notizia ha suscitato profondo dolore nelle comunità di Alcamo e Partinico, dove l'uomo era conosciuto. Un'altra tragedia che riaccende riflettori sulla sicurezza lungo la statale 113, spesso teatro di incidenti molto gravi. False assunzioni di immigrati per fargli ottenere il permesso di soggiorno. 5 le persone tra Agrigento e Canicattì destinatarie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'indagine è stata svolta dalla Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. L'avviso di conclusione delle indagini è l'atto propedeutico alla richiesta di rinvio a giudizio
i 5 indagati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è falso avrebbero agito con una cooperativa agricola con sede a Canicattì, poi dichiarata fallita, una quindicina di migranti, molti dei quali ospiti di strutture d'accoglienza, che avrebbero ottenuto con questo escamotage il permesso di soggiorno. E i militari della stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno eseguito un intervento di soccorso nei confronti di un turista infortunatosi a seguito di una rovinosa caduta durante un'escursione presso la riserva naturale orientata Cava Grande del Cassibile. Gli specialisti del soccorso alpino delle Fiamme Gialle, già in attività di addestramento presso una falesia di roccia nei pressi di Floridia, sono giunti sul luogo e insieme al personale dell'eliambulanza hanno raggiunto l'infortunato nel fondovalle effettuando una prima medicazione. Successivamente l'escursionista è stato trasportato presso l'elicottero del 118 in attesa presso una piazzola d'emergenza all'interno della gola. La polizia accorre per una lite in famiglia e scopre una storia di maltrattamenti e una donna trova il marito in possesso di droga. Un quarantenne agrigentino è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e maltrattamenti in famiglia. Gli agenti delle volanti hanno attivato il codice rosso per la donna vittima di violenza. A intervenire nell'abitazione della coppia sono stati i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento. La donna ha raccontato agli uomini in divisa di continue minacce e maltrattamenti ricevuti. Avrebbe trasformato un affittacamere in un vero e proprio hotel che veniva peraltro pubblicizzato anche su internet, e quando hanno scoperto i carabinieri del NAS con la collaborazione dei militari dell'Arma della compagnia di Sciacca durante un'ispezione in una struttura ricettiva di Menfi non molto distante dalla zona balneare. A finire le guai è stata la proprietaria, un'operatrice turistica del posto. I carabinieri hanno elevato una sanzione di oltre 3.000 euro, ma hanno provveduto anche a segnalarla all'autorità amministrativa. L'ispezione ha portato alla luce irregolarità, prima tra tutte la totale assenza del CIN, il codice identificativo nazionale. Sciopero nazionale dei precari PNRR della giustizia. In Italia sono 12.000, a Palermo circa 500 distribuiti tra Corte d'Appello, Tribunale e Termini Imerese. I contratti scadono a giugno 2026, ma al momento solo il 50% è destinato alla stabilizzazione. La funzione pubblica della CGIL chiede l'assunzione definitiva per tutti i colleghi di Palermo. Io vengo dalla seconda sezione penale, noi ci occupiamo di codice rosso, una necessità di risposta a delle emergenze appunto sociali. Ecco, noi ad esempio in sezione ci troviamo non solo in emergenza, ma oggi noi ci troviamo in una situazione precaria come le nostre posizioni, precaria come il nostro posto di lavoro, precaria come il nostro futuro. In Italia sono 12.000. A Palermo fra Corte d'Appello, Tribunale e Tribunale di Termini Imerese sono circa 500 persone che hanno svolto in questi anni un ruolo fondamentale per velocizzare i tempi della giustizia e assistere la magistratura nel cercare appunto di risolvere uno dei problemi importanti del nostro paese, che è quello dei tempi della giustizia. Oggi sciopero nazionale perché prossimi alla scadenza, ormai al 30 giugno 2026, non abbiamo ancora certezze e risposte da parte di questo governo, se non una piccolissima quota sui 12.000 nazionali dei precari del PNRR e precisamente 3.000 previsti a livello di ampliamento della pianta organica e altri 3.000 ricavati già dall'attuale pianta organica, e quindi una piccolissima parte delle unità attualmente in servizio hanno certezza e nemmeno si sa chi, perché ancora non sono stati resi noti i criteri per andare a selezionare questi eventuali 6.000, che comunque sono insufficienti. È inaudito, diciamo, che
con mancanze, con carenze di personale di circa 18.000 euro, non si trovano fondi che possano stabilizzare 12.000 precari che darebbero e stanno dando in questo momento una grossa mano per risolvere i problemi della giustizia. Non ci si può lamentare dei tempi della giustizia e poi non fare nuove assunzioni. Questo in previsione anche del fatto che nella pubblica amministrazione la carenza a oggi è di circa 1.200.000 persone. È surreale, ecco, che in un'amministrazione notoriamente sotto organico e alle prese con un forte esodo di lavoratori dato dall'ondata di pensionamenti che ci sarà a partire dall'anno in corso, non debba appunto dare priorità alle stabilizzazioni dei contratti di lavoro piuttosto che ai nuovi bandi di concorso. Parliamo di migliaia di lavoratori che sono stati formati e che hanno dalla fase pandemica ad oggi fatto uscire questa amministrazione dal pantano in cui si trovava. Noi adesso chiediamo che questi contratti vengono appunto trasformati a tempo indeterminato, così come il governo e il Parlamento italiano si sono impegnati di fare con diversi decreti legge, e chiediamo che questo avvenga nel massimo rispetto di quelli che sono i diritti che i lavoratori hanno maturato, perché sappiamo benissimo che la proroga dei contratti decisa tramite provvedimenti legislativi chiaramente dà luogo a tutta una serie di diritti da parte dei lavoratori che adesso devono trovare il giusto riconoscimento. Linea alla regia per la pubblicità. A Santo Stefano Camastra è stato inaugurato il museo degli ex voto del santuario del Letto Santo. Ce ne parlano meglio i colleghi di Messina. È stato aperto finalmente il Museo degli ex voto al Santuario del Letto Santo, un altro tassello importante che va ad impreziosire questo luogo sacro a cui gli stefanesi sono particolarmente legati. Oramai il grosso dell'opera museale è stato realizzato, manca ancora qualcosina prima di avere tutto completato, come affermato dall'architetto Angelo Pettineo, incaricato dal parroco di seguire l'allestimento. Un lavoro che ha riguardato una materia sensibile, perché gli ex voto sono degli oggetti molto interessanti sotto il profilo artistico, ma lo sono sotto il profilo anche etnoantropologico, ma lo sono anche correlandoli a quello che è stato quel momento di difficoltà, di terrore, di paura per la perdita della vita, sia che si sia trattato di eventi accaduti in mare come in terraferma. Questi oggetti racchiudono un momento molto particolare della vita di chi ci ha preceduto e bisogna avere massima cautela e rispetto nella ipotesi che si è messa in atto per il loro riallestimento. Da secoli il santuario rappresenta per i fedeli non solo una meta di pellegrinaggio religioso, ma anche un punto di riferimento identitario e culturale per la comunità di Santo Stefano di Camastra. Prima di tutto penso che sia un dovere per me come sacerdote lo sentivo tanto nel cuore, poter rioffrire a tutti i devoti del Letto Santo stefanesi e anche tutti i devoti dei paesi limitrofi e di tutti gli altri questa ricchezza, questo patrimonio di arte, di fede, di cultura, di tradizioni che gli ex voto che abbiamo conservato e che continuiamo a conservare, raccolti dal fine 1700 ad oggi, ecco, ci dà questa possibilità così bella di poter godere di qualcosa di unico anche nel suo genere qui, almeno nella nostra zonetta. Un itinerario che, intrecciando fede, storia e arte, arricchisce ancora di più l'esperienza dei pellegrini e dei visitatori. Colonne sinfoniche 2025 dell'Accademia Musicale Free Melody che si è esibito al Teatro dell'Efebo lo scorso 14 settembre. Le interviste. Probabilmente, a parte gli eventi più conosciuti della stagione, mancava la musica qui al Teatro dell'Efebo e stasera
sicuramente le premesse sono ottime sotto questo punto di vista. Ti ringrazio per le premesse che saranno ottime e sicuramente saranno di un certo livello. Noi torniamo qui con grande piacere al Teatro dell'Efebo perché la prima esibizione l'abbiamo fatto nel 2023, praticamente quando c'è stata l'inaugurazione, lì abbiamo avuto un sold out e torniamo con grande piacere anche perché questa sera abbiamo 6 brani nuovi, quindi per la prima volta verranno eseguiti qui in questo teatro. Il progetto nasce sempre come colonne sonore e colonne sinfoniche proprio legate a bellissimi film che hanno lasciato un'impronta particolare proprio nel campo della cinematografia e noi quindi le eseguiremo con il nostro coro, con il coro di Voci Bianche e Diade e la nostra orchestra. Agrigento ha un deficit culturale notevole, però dal punto di vista musicale qualcosa, anzi sicuramente più di qualcosa si muove perché vediamo musicisti giovani provenienti da vari comuni della provincia e molto motivati. Questo progetto nasce e si sviluppa sicuramente anche per dare voce a queste realtà professionali della nostra provincia. Sì, esattamente. Ma noi ormai da 10 anni, da oltre 10 anni che ci interessiamo oltre che all'aspetto concertistico, all'aspetto formativo, perché noi abbiamo il Coro di Voci Bianche che nasce da una selezione che viene fatta tra i ragazzi delle scuole elementari. Abbiamo iniziato nel 2017 e fino al 2020 quando eravamo orchestra e coro del Teatro Pirandello e lì avevamo proprio iniziato questo percorso che doveva continuare anche con i ragazzi che venivano fuori dai licei musicali, quindi si inserivano nell'orchestra del teatro. Poi questo progetto non fu portato avanti perché poi cambiò l'amministrazione, cambiarono tante altre cose. In effetti noi oltre ad avere il Coro di Voci Bianche, dal mese di febbraio abbiamo iniziato un altro percorso che è quello dell'orchestra giovanile, quindi abbiamo reclutato alcuni che sono già diplomati dai licei musicali e altri che attualmente studiano per fare un'orchestra giovanile che poi si abbinerà e si inserirà insieme all'orchestra filarmonica Demetra, quindi l'orchestra filarmonica Demetra e poi c'è l'orchestra giovanile Demetra, quindi un progetto che ha una sua validità, perché noi non solo che creiamo cultura, non solo che cerchiamo anche di fare integrazione tra i ragazzi, togliendoli anche da alcune distrazioni che certamente non possono anche non essere nobili, ma creiamo poi un valore aggiunto al territorio. I Teppisti dei Sogni si esibiranno in concerto in Piazza Kennedy giovedì 18 settembre alle ore 22 in occasione della manifestazione Le tradizioni di Vicata, il mondo di Andrea Camilleri, organizzata dal Comune di Porto Empedocle con la compartecipazione economica del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'ambito degli eventi collaterali programmati dal Comune per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri. Vediamo il video. Ciao a tutti, siamo i Teppisti dei Sogni, questo videomessaggio per invitarvi il 18 di settembre a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. In piazza Kennedy noi ci saremo, sperando che ci sarete anche voi. Un abbraccio a tutti quanti gli amici di Porto Empedocle, nello specifico al nostro management Giuseppe Cusimano. Ciao dai Teppisti. Ciao.
Si svolgerà il giorno 20 al Teatro dell'Efobo la commedia teatrale La Morsa, curata dall'Associazione Concordia, che chiuderà la rassegna del Teatro d'Autore e Musica dell'estate 2025 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il promo dello spettacolo. Ultimo appuntamento al Teatro dell'Efebo per la stagione 2025. Sabato 20 settembre alle ore 21 la Concordia porterà in scena 3 momenti pirandelliani. Avanti qui! La colpa è mia, infatti. Principalmente mia. Non ho voluto di questo. Sì, lo so io. E guarda, puoi anche aggiungere che con lui ero fuggita da casa mia, che lo spinsi io quasi. I primi 2 sono 2 monologhi dei personaggi più complessi delle opere del drammaturgo. E poi ci sarà La Morsa, epilogo in un atto, che fa spiccare la violenza psicologica di cui è capace l'uomo. Lasciami almeno espiare per i miei figli la colpa che ho verso di loro. Basta. I figli sono miei unicamente. Ci saranno 7 attori in scena, l'adattamento è di Angelo Cinque, la regia è di Pippo Alvaro, scenografie e costumi di Donatella Giannettino. Per informazioni e biglietti puoi visitare il sito web www.giardinoefebo.it oppure puoi recarti al box office in via Imera 29 Agrigento o contattarli telefonicamente allo 09 22 20 500. Quindi se sei un appassionato o appassionata di teatro non puoi assolutamente mancare sabato 20 settembre alle ore 21 al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Ti aspettiamo. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.